25 marzo 401. Nasce Venezia. Quei primi piccoli insediamenti in laguna di chi fuggiva dalle invasioni barbariche, soprattutto di Unni e Longobardi che segnarono il V secolo, daranno vita ad una storia unica, ad una città diventata uno straordinario centro politico, culturale ed economico. La tradizione vuole che il 25 marzo 421 sia la data di consacrazione della chiesa di San Giacometo, sulla riva alta, Rialto, il primo insediamento a Venezia. Ed è la chiesa in cui quest'anno, a causa del coronavirus, la ricorrenza non si è potuta celebrare come avveniva sempre grazie all'associazione Venezia Serenissima. Ma il compleanno di Venezia rimane una data che unisce simbolicamente nei festeggiamenti non solo i residenti in città. Sono cittadini di Venezia non soltanto quelli che ci sono nati, ma tutti quelli che gli vogliono bene, che la amano, che amano la sua storia e la sua civiltà, che è sempre una cosa straordinaria. È bello vivere nell'arte ed è bella e straordinaria la vita nella sua laguna che va rispettata. Al di là dell'emergenza sanitaria di queste settimane, non è un periodo facile per Venezia, i cui fasti rimangono nelle sue bellezze artistiche e architettoniche, nella sua storia, ma in un presente segnato da un problema di spopolamento, di un'economia basata quasi unicamente sul suo sfruttamento turistico e da problemi di conservazione. Speriamo che ci sia un rinascimento vero e che chi è stato finora disattento per lo sfruttamento della città con un turismo di massa e anche un motondoso che ne ha distrutto le fondamenta e senza attenzione per la conservazione dei suoi palazzi, possa invece saperne riqualificare la sua tradizione, la sua cultura e soprattutto rivitalizzare il tessuto sociale che in questo momento è quello che soffre di più.